Signori amici, buonasera. Io avevo chiesto anche un intervento per il famoso articolo 18 che come rappresentante già del sindacato sardo, che per me è un qualcosa che anche questo articolo è stato ideato da quei sindacati maggiori che poi vediamo che dirigono alla fine la politica, le grandi scelte anche sul nostro territorio, perché tante volte ci sono questi carrozzoni politici che noi conosciamo anche qua in Sardegna, che questi carrozzoni politici dove all'interno ci sono magari figli e fratelli nostri. Sono quei carrozzoni politici che dopo alla fine della resa dei conti in qualche modo forse bloccano, perché è imposto anche lo sviluppo del nostro territorio. Perché vi cito un caso pratico: io sono un consigliere del consorzio bonifica della Norra, uno dei tanti consorzi formati qua in Sardegna, dove in pratica questo consorzio con circa 60 dipendenti si viene a spendere 5 miliardi l'anno appunto di stipendi, con funzionari che arrivano a 190 milioni l'anno, quasi quanto il dirigente di una banca magari con 1000 dipendenti, mentre questo ne hanno appunto 60 dei quali quando magari poi vado lì a individuare, a vedere chi sono, chi non sono, in questo caso faccio parte non più come consigliere ma come Cobas, come sindacalista, o come appunto a questo punto ragiono da Aquiles, e mi trovo lì un signore commesso, figlio di uno dei più ricchi possidenti all'epoca dei dono delle nobili famiglie isolane, con 64 milioni di reddito anno col grado da commesso, e trovo lì che lo devono campare i nostri famosi allevatori e agricoltori, coloro che si vedono l'acqua sottratta a usi civili e alla fine a usi turistici. Oddio, non che noi abbiamo nulla contro il turismo, nulla che contro le popolazioni civili, perché alla fine ci sono miei fratelli, ci sono mie cognate, ma se permettete però c'è questo. Ma come voi mi avete fatto, ci hanno fatto la diga per uso agricolo, o hanno fatto, perché io sono un impiegato bancario, ma mio padre è allevatore, come qualche mio fratello, io non sono stato abituato a ragionare come ha voluto sempre l'Italia. Tu ormai fa parte di questa categoria, molti tu a vita mia non puoi chiccare lo satiro, tu guarda per te e basta. No, io a questo punto, come questi amici di Coiles che condivido le loro azioni, sono di quelli che diciamo: oh, signori, l'articolo 18 per me, se vuole stanare o se deve stanare i veri lavoratori, da non i lavoratori, appunto da questi carrozzoni politici, sapere se sono necessariamente di aiuto alle classi produttive, va bene, perché signori io non me la sento più come non se la sentono più questi signori campare, questi signori lì dentro, quando fuori c'è caldo loro l'aria condizionata, o quando fuori c'è freddo loro il riscaldamento e loro sempre fuori. Signori, buttiamo giù tutto, anche se sono i miei fratelli e i miei figli, perché devono essere consapevoli, o li dobbiamo portare a essere consapevoli che ciò che ci hanno insegnato i signori
che cancellando, non insegnandoci la nostra lingua, perché pensavano che nel 50 anni ci scordassimo delle nostre origini, dico signori, qui bisogna unirci tutti assieme e dire no, noi qui non vogliamo più parlare male dell'una categoria dell'altra categoria, perché sappiamo che noi siamo una catena, che qui occorre l'impiegato, occorre l'agricoltore, occorre il meccanico, occorre tutti quanti. Quindi io vedo che il sindacato sardo, se vuole crescere, non deve fare più discriminazioni tra le classi produttive e collaboratori alle classi produttive, ma in questo caso far crescere un senso di colpa facendo partecipare tutti e anche cercando di far capire, istruendo le persone, vedere il bene e il male, in modo che tutti quanti andiamo a difendere il lavoro dei nostri figli e dei nostri fratelli. Grazie. Arrivederci.